12 in punto, buongiorno. Questo martedì 23 settembre segna un'altra puntata di Focus TG fino alle 13:30. Ci faremo compagnia, noi a voi e voi a noi, perché seguendoci comunque ci date così anche la motivazione per avere sempre notizie nuove da darvi, da proporvi, i nostri collegamenti esterni. Oggi poi tra l'altro c'è anche il maltempo sicuramente che condiziona un po' tutta la nostra giornata. La notizia è per esempio che qui a Treviso è iniziato a piovere forte, e quindi una perturbazione che si sta però spostando. A Padova già ha piovuto e forse non pioverà più almeno per un po', quindi certamente anche l'allerta maltempo è una delle notizie di oggi, tanto che a Marghera, a Mestre per la precisione, è stata aperta la sala operativa della Protezione Civile proprio per tenere monitorata la situazione in una zona che, stando alle previsioni, dovrebbe essere abbastanza al centro di questo maltempo forte, almeno per un paio di giorni. Questo è ciò che arriva. Poi avremo sicuramente anche la possibilità di rivedere quello che è accaduto ieri con le tante manifestazioni pro-Palestina che si sono moltiplicate in molte città, comprese quelle del Veneto. Vedremo un po' di fare un riassunto di questo, parleremo di politica, la cronaca con episodi violenti purtroppo nel Trevigiano e altre situazioni abbastanza gravi un po' in giro dappertutto, purtroppo possiamo dire, nel nostro Veneto. Vi mostro qualche notizia che arriva dai quotidiani, quelle più importanti, che vengono sottolineate dai siti come il Gazzettino, che parla di Matteo che è morto a 17 anni per un tumore cerebrale, lo sport, il sogno di diventare architetto e la dedica di Sinner. Vedete il cappellino con la firma del campione di tennis, e la mamma Daisy, poi stroncata dalla malattia a 48 anni, questa un'altra notizia. Le razzie dei ladri nelle auto, il Gazzettino ci ricorda anche quello che è accaduto nel Padovano, presa la banda dei finestrini, arrestati 2 43enni, colpivano insieme ai figli, quindi anche questa modalità un po' particolare. Per quanto riguarda la Nuova Venezia, abbiamo una notizia che viene dalla Fenice in apertura, cioè la direttrice musicale della Fenice, Venezzi, è arrivata la nomina, quindi, ma gli orchestrali sono pronti alla mobilitazione. C'è anche la politica, il Corriere del Veneto, che apre parlando del generale Vannacci, che risponde a Zaia: sono già leghista, borseggiatori, tolleranza zero. La visita di Vannacci a Venezia, che ha parlato con i commercianti, ma ha parlato, come vedete, anche di politica. Lupi in Lessinia, una soluzione che arriva dal forzista Flavio Tosi e che dice ucciderne uno serve a poco, è una specie da sradicare, quindi ci andrebbe giù più pesante evidentemente. E volevo mostrarvi, a proposito di cronaca, la notizia che arriva da Padova con un servizio di Chiara Gaiani, che ci parla proprio di quei furti nelle auto così odiosi di cui abbiamo parlato poco fa guardando il giornale. Quindi insomma un po' di cronaca partendo da questi arresti legati a questa banda che compiva furti nelle auto. Viaggiavano in 4, 2 uomini di 43 anni, figli di 18 e 22, su un'auto che da giorni gli agenti della squadra mobile di Padova stavano seguendo. L'arresto tra mercoledì e giovedì, subito dopo il furto di una borsa con 1.000 euro in contanti, sottratta sotto gli occhi degli agenti dall'auto di una cinese ferma in un ristorante di via Vigonovese. L'auto si era allontanata, ma era stata subito bloccata dalla polizia, che ha arrestato in flagranza il conducente e il passeggero, 2 43
minorenni nati nel veneziano e residenti in un campo nomadi della città e denunciato i figli seduti sul sedile posteriore che stavano per essere iniziati al mestiere. Nel veicolo, una BMW grigia, la polizia ha trovato e sottoposto a sequestro punte da trapano, martelletti, arnesi per lo scasso, mascherine e passamontagna. Secondo quanto ricostruito sinora, i due sarebbero gli autori di una serie di furti commessi su auto in sosta nelle ultime settimane. In particolare, il 10 settembre scorso avrebbero rubato una borsa con 20.000 euro in contanti a una cittadina cinese che stava facendo rifornimento di carburante in corso Stati Uniti. Solo 2 giorni dopo si sarebbero invece impossessati di uno zainetto con all'interno una macchina fotografica di valore rubata a un turista olandese fermo nell'area di servizio di Limenella. Gli arrestati, dopo l'udienza di convalida, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi negli orari notturni. Sempre cronaca, allora stiamo un po' viaggiando nel nostro nord-est per vedere quello che è accaduto nelle ultime ore e ora ci occupiamo del caos che c'è stato al carcere del Papa nel quartiere San Pio X a Vicenza, con alcuni detenuti che si sono barricati in segno di protesta. La direzione ha disposto rinforzi del personale per fare fronte all'emergenza e per noi il racconto è di Daniele Garbin e Simone Squarcina. Casa circondariale Achille del Papa a Vicenza, caos in carcere. Nel giro di 24 ore 3 diverse proteste hanno creato grande apprensione e allarme nella struttura. È stato necessario l'intervento del nucleo pronto intervento da Padova per riuscire a avere la ragione di 3 distinte proteste, dicevamo, dei detenuti che sono stati portati da altri carceri per situazioni simili, detenuti di difficile adattamento che però hanno dato origine a queste proteste. È iniziata domenica con l'occupazione del tetto da parte di un detenuto per motivi personali, è uscito e ha occupato il tetto per poi finire il giorno successivo. Un gruppo di 7 detenuti sono rinchiusi nella 7ª sezione e hanno impedito praticamente agli agenti di entrare, anche ai detenuti comuni. È stato necessario proprio la mobilitazione del reparto di Padova per integrare quello che è l'organico che era già ridotto del nucleo di Vicenza. È finita poi con ulteriore protesta nel pomeriggio, dove lo stesso sempre il nucleo di Padova è intervenuto per avere ragione della situazione. È una situazione che il sindacato di polizia penitenziaria denuncia da tempo e che questi episodi che si stanno verificando con questa anche rapidità crea non poca apprensione per personale che fa anche oltre 12 ore di lavoro per riuscire a gestire i turni. Una situazione critica che è stata stigmatizzata dal vice segretario interregionale dell'USPP, la Polizia Penitenziaria, che proprio rimarca i problemi grossi di organico mai cronici che in queste situazioni poi emergono con prepotenza. Quindi noi chiediamo sia a livello regionale che a livello nazionale, centrale, un adeguamento appunto della pianta organica dell'Istituto Vicentino, che da quando tra l'altro è stato istituito un nuovo padiglione di fatto non è stata mai adeguata. Quindi un plauso continuo agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria presso l'Istituto Vicentino, che di fatto operano sotto organico e con turni di lavoro di estrema difficoltà, con ore di straordinario sproporzionato, e chiediamo appunto, ribadiamo ai vertici dell'amministrazione che verifichi quando di fatto è accaduto e quando di consuetudine accade presso l'Istituto Vicentino. Questo è quanto accaduto dunque a Vicenza, ringraziando Daniele Garbin e Simone Squarcina che ci hanno aggiornato proprio dal luogo in cui c'è stata questa rivolta, ovvero il carcere. Adesso sempre la cronaca, però cronaca giudiziaria, ecco, chiamiamola così. Ci spostiamo infatti davanti al Tribunale di Padova, dove per noi ci sono Valentina Visentini e Federico Cibotto, perché parte il processo per il femminicidio di Giada Zanola, la 34enne uccisa a Vigonza nel maggio del 2024, quindi 1 anno e qualche mese fa. Alla sbarra c'è l'ex compagno Andrea Favero, quindi prima udienza, dicevo, oggi. A te Valentina dici anche com'è
la situazione del tempo. Sì, buongiorno dal Tribunale di Padova. Oggi in Corte d'Assise è partito il processo contro Andrea Favero, il 39enne, accusato di aver ucciso il 29 maggio del 2024 la compagna Giada Danola, da cui si stava separando, e di averne inscenato poi il suicidio gettandola dal cavalcavia di Vigonza a pochi metri dalla loro abitazione. Oggi la prima udienza qui in Tribunale a Padova, diciamo che è stata l'udienza in cui si sono fatte le prime ovviamente pratiche, sono sbrigate le prime pratiche con l'acquisizione, la richiesta di ammissione di tutte le prove, dei 40 test da parte sia dell'accusa che anche del collegio di difesa di Andrea Favero, che sono gli stessi avvocati che stanno difendendo Eric Zorzi, il camionista di Abano Terme, che è invece accusato di aver anche lui ucciso la sua ex moglie e poi di averne inscenato il suicidio. Dunque sono stati ammessi 40 testi proposti sia dal pubblico ministero che dalla difesa. Sono state calendarizzate le varie udienze, la prossima sarà il 27 ottobre, poi dureranno per tutto il mese di novembre e dicembre, anche con l'inizio del nuovo anno. La sentenza il verdetto dovrebbe essere messo in primavera. Andrea Favero, l'imputato, era presente in aula, si è sempre professato innocente da quando è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Ha sempre detto e ha sempre ribadito di non aver ucciso Giada, che invece a suo dire si sarebbe suicidata lanciandosi dal cavalcavia di Vigonza in via Prati, a pochi passi dalla loro abitazione. Ma tante sono le prove portate in aula, a partire da una perizia sull'automobile della coppia che dimostra il tragitto di quella notte fino al cavalcavia e poi il rientro a casa. Favero ha sempre detto di aver lasciato lì Giada viva e che poi dunque la donna si sarebbe suicidata, ma invece secondo l'accusa sarebbe stato lui a gettarla dal cavia. Infatti l'autopsia ha rilevato sul corpo di Giada una presenza massiccia di benzodiazepine, un potente sonnifero che Favero si era fatto prescrivere per lui, invece poi l'aveva dato alla donna, che poco prima di morire, nelle settimane prima di morire, aveva sollevato il dubbio con delle amiche, il sospetto di essere drogata dall'ex compagno da cui si stava separando, ed era anche il padre del suo bimbo di 3 anni. Dunque il processo partirà, è partito oggi e partirà con le prossime udienze, e si attende dunque il verdetto in primavera per questo femminicidio, che insieme a quello di Nicoletta Rotaro aveva scosso per le molte analogie del caso il padovano nell'arco di pochi mesi. Per quanto invece riguarda la situazione meteo, Federico, come vedi su Padova c'è stata già un primo leggero temporale questa mattina. La situazione sembra per il momento tranquilla, non ci sono allerte meteo e in tutta la provincia, insomma la situazione per il momento è stabile. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie mille, grazie a Valentina Visentini e a Federico Cibotto, quindi aggiornamento su questa vicenda giudiziaria che ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ovviamente ci sarà, servirà ancora parecchio tempo. Andiamo a Monastiera adesso per un fatto di cronaca veramente molto inquietante, con dei finti tecnici dell'acqua, che la situazione è ancora da chiarire. Adesso Cristian Arboit, che è lì con Edoardo Paris, ci aggiornerà, ma insomma pare che sia stata usata violenza anche nei confronti degli anziani, si parla addirittura di un colpo di pistola, però ecco, questo è tutto da verificare. Allora lascio la parola a Cristian, che certamente come sempre ci racconterà al meglio quello che accade. Poi scusa, purtroppo una cosa molto più banale e così anche diciamo che non c'entra nulla, però anche un po' per sapere com'è il tempo lì. Prego Cristian.
Sì, Federico, ci troviamo in via Castelletto davanti alla casa che questa mattina è stata visitata da una coppia di delinquenti. Quella che sembrava una truffa è diventata qualcosa di più grave, una colluttazione, di fatto una rapina. Le vittime sono due anziani coniugi che in quel momento erano all'interno dell'abitazione quando hanno aperto in particolare ad un uomo che si è presentato come un tecnico dell'acqua. Fin qui tutto bene. È entrato all'interno dell'abitazione e ha cominciato a parlare di acqua contaminata, che c'era dell'acqua contaminata dal gas, questo ci ha raccontato la signora, e che gli effetti personali, il denaro, gli ori dovevano essere posizionati all'interno del frigorifero. Non è una tecnica nuova, in realtà ce ne sono di 1000 declinazioni. Fatto sta che la donna a un certo punto ha capito che in corso c'era una truffa, lo sentirai fra pochissimi istanti proprio dalla sua viva voce. Quando ha capito che era una truffa ha spintonato questi delinquenti. Uno in particolare, che si è introdotto nell'abitazione in un secondo momento, aveva con sé una pistola e da questa pistola sarebbe stato esploso un colpo nel momento in cui i due si sono allontanati e nel momento in cui sono stati in qualche modo braccati dalla signora che ha riportato delle escoriazioni. Ma qui con me c'è Alessandro Di Dedda, che si è appena fermato, è il cittadino che questa mattina ha lanciato l'allarme vedendo uscire dall'abitazione questi soggetti. Questo soggetto erano posizionati in contromano. Noi arrivavamo sulla strada per Monastier perché dovevamo andare in ospedale a portare un genitore a fare un intervento. Ci siamo trovati strani perché questo ragazzo abbiamo visto che usciva di corsa da questa abitazione, saltavano in macchina e loro sono quello che era alla guida è partito ferocemente con quest'Audi Station Wagon quasi da colluttare con noi che arrivavamo dalla parte opposta. In quel caso abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, perché abbiamo visto queste due persone anziane sulla soglia del portoncino. Abbiamo fatto retromarcia per chiedere se era tutto a posto e il marito della signora ci ha pregato di chiamare qualcuno perché era stato rapinato. Abbiamo subito chiamato le forze dell'ordine e abbiamo avvisato con quello che era possibile, identificando l'auto e dando una piccola descrizione del malvivente che è corso verso l'auto, perché quella all'interno non l'abbiamo visto perché la macchina aveva i vetri oscurati. Un'Audi scura? È un'Audi grigia con tutte le modanature nero lucide, un'Audi di una certa rilevanza, cioè non era una macchina, cioè un'Audi di quelle, cioè un'Audi sportiva sembrava. Erano travisati questi uomini? Come? A un certo punto erano travisati quando se ne sono andati o erano... Sì, erano spaesati. La signora, poverina, aveva, visto che dalla colluttazione aveva del sangue vicino alla bocca, il marito aveva un deambulatore, quindi abbiamo fatto subito presente alle forze dell'ordine che abbiamo poi incrociato qualche secondo dopo la nostra partenza dall'abitazione. Ecco, i due delinquenti non li avete visti in faccia? Allora, dire che visti in faccia no, ma potrei dire ni. Non da dare un identikit, perché in quel momento c'era una persona che correva verso lo sportello lato passeggero, verso la macchina che comunque era posizionata col muso, anche se fuori dalla careggiata, nella nostra direzione. Quindi hanno messo a repentaglio anche la vostra incolumità? Sì, perché loro sono partiti a freddo, noi arrivavamo a una velocità di 50, 60, 70 km/h massimo sulla statale, però quando loro sono partiti hanno invaso la nostra corsia prima di arrivare nella loro, perché hanno tagliato per partire nella loro... E da qui, insomma, voi non ci avete pensato due volte, avete subito lanciato l'allarme, soccorrendo in un primo momento anche i due anziani coniugi. Non sapevamo in che condizioni erano, ecco, tutto lì. Allora, grazie Alessandro Di Dedda. Federico, io ti faccio sentire la testimonianza della signora Danila, ancora molto scossa, però molto lucida. A un certo punto lei si è appunto resa conto della truffa in atto, ma aveva paura, anche
per la propria incolumità, ma soprattutto per l'incolumità del marito. Accertamenti sono in corso, i carabinieri, ti ripeto, sono stati qua fino a mezz'ora fa, ma ti lascio appunto con le parole della signora Danila. La situazione è chiaramente in evoluzione. E mi hanno suonato il campanello e dopo non è che ricordi più di tanto, perché ho la testa che non mi serve più a niente. Allora le si è presentato questo signore che ha detto di essere un tecnico dell'acqua. Quello dell'acqua, sì, basta. È venuto dentro e mi ha domandato soldi da metterli in frigo perché c'era l'acqua inquinata, c'era il gas sull'acqua. E dopo mi ha detto: signora, vada a prendere i suoi gioielli, vada a prendere i soldi, sennò sono, come che si può dire, contaminati. Ho detto: ma io ero arrivata, quel che poteva essere questo signore. Quindi lei all'inizio non ha capito, ma poi ha capito pian pianino. Avevo paura per mio marito che è ammalato. E praticamente niente, mi ha detto: lo metta dentro in frigo. Lui si è levato una catenina per raffigurare che anche lui la metteva dentro in frigo. Io ho messo i soldi. Quando ho messo i soldi dentro sul frigo, lui ha tornato a aprire il frigo, ha preso soldi, gioielli e tutto, e stava scappando. Io l'ho preso per il collo e gli ho strappato tutta la roba che aveva indosso. Senta, sono stati sparati dei colpi di pistola, sì o no? Sì, dalla porta, dentro in casa, dalla porta. Hanno sparato? Che avevo paura per mio marito. Ma verso la fine, quindi quando se ne stavano andando, ha sparato? Sì, quando che l'ho preso, prima di prenderlo per il collo. Ha sparato? Ha sparato. Ma io l'ho preso per il collo. Ma quindi ci sono bozzoli per terra, c'è qualcosa? Dici, è vera, non è vera, non so dirle qua. Lei comunque un colpo l'ha sentito? Certamente, è stata quella la grande paura anche per mio marito, perché ha anche 4 bypasser. Grazie a Cristian Arboito e Edoardo Paris, molto forte la testimonianza della signora rapinata insieme al marito, quindi da Monastier, poi quindi Treviso. Cristian ci aggiornerà e nei nostri notiziari avrete sicuramente informazioni ulteriori anche sulle indagini. Veramente una brutta vicenda, ancora una volta protagonisti vittime anziane che ovviamente fanno fatica a difendersi da questi malviventi. Sempre cronaca e sempre malviventi, anche se di natura diversa, riguarda questa notizia il maniaco che è stato arrestato da qualche settimana, colpiva nella zona della Castellana, con 5 almeno le vittime tra i 13 e i 16 anni. L'uomo è stato bloccato in sella alla sua bici a Riese Pio X dopo aver molestato pesantemente una 14enne a Castelfranco. Ora è tutta la zona a tirare un sospiro di sollievo, a partire da Altivole, dove si erano registrati i primi inquietanti episodi. C'è stata un po' di apprensione anche dalle mamme e i papà, giustamente un po' impauriti di questo fatto. Per fortuna
che è stato preso, perché sennò se passava da queste parti che trovava uno di noi adulti succedeva un finimondo. Ne ha già prese, ne avrebbe preso molto di più. Bisogna proprio metterli dentro e buttare via la chiave a sta gente qua. Tira un sospiro di sollievo il Tivole dopo l'arresto da parte dei carabinieri dell'uomo che a fine agosto aveva molestato alcune minorenni tra il parco del capoluogo e la frazione di Caselle, dove nei pressi dei campi sportivi era stato preso anche a sassate da alcuni giovanissimi atleti della squadra di calcio locale, come conferma un dirigente dell'altivolese Maser. Sono stato diciamo che felice, insomma, che abbiano reagito a un fatto del genere. Significa che hanno maturità anche per farlo, si sono accorti della gravità del fatto. Al doppio agguato di Altivole ne sono seguiti altri 2 nei comuni limitrofi, per un totale di 5 vittime, tutte tra i 13 e i 16 anni. L'ultimo venerdì scorso in via Abruzzo a Castelfranco Veneto, con l'uomo in sella alla sua bici che ha avvicinato una 14enne per palpeggiarla pesantemente nelle parti intime. E anche in quel caso le amiche erano riuscite a metterlo in fuga e l'immediato intervento fatto tramite il 112 ha consentito ai carabinieri di intercettarlo e di trarlo in arresto. L'uomo, un 44enne di Castelfranco, già noto per reati contro la persona ma non di natura sessuale, è stato bloccato in via Castellana, Riese Pio X. Da settimane era monitorato con i militari che attendevano un suo passo falso. Era importante che questa cosa si risolvesse nel prima possibile, anche perché i reati che aveva commesso, per le quali chiaramente adesso risulta indagato, erano comunque reati esecrabili che andavano a colpire dei minori, quindi era la necessità che andasse fermato subito, insomma. In casa i carabinieri hanno recuperato un coltello pieghevole con lama da 7 cm e indumenti riconducibili agli episodi di violenza, forse delle vittime. Accertamenti sono in corso con il 44enne che davanti al jeep si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'arresto non è stato convalidato per mancanza di flagranza. Allo stesso tempo è stata emessa una misura cautelare per gravi indizi e pericolo di reiterazione del reato. Resta quindi in carcere. Si procede per violenza sessuale su minore. Ancora cronaca, andiamo a Trissino adesso, nel Vicentino, perché nel cuore della notte scorsa un uomo è caduto dal secondo piano del suo alloggio, ha battuto la testa ed è morto. Giallo sulle cause del decesso, anche se sembra si sia trattato di un tragico incidente. A terra, nel condominio di Via da Porto a Trissino, restano ancora alcune valigie accanto al punto esatto dove nella notte è morto Luis Alvarez, un 51enne di origini venezuelane che da qualche tempo risiedeva nel comune con la compagna. L'uomo è precipitato dal balcone del suo alloggio al secondo piano verso l'una. Una caduta di 5 metri che non gli ha dato scampo al termine di una furibonda lite che aveva allarmato i vicini. Il lancio di indumenti delle valigie ha preceduto solo di poco la tragedia, secondo le testimonianze dei vicini. E ho sentito dei colpi, dei rumori a quell'ora lì. Mia moglie si è alzata anche lei perché ha sentito anche lei. È andata in bagno, ha tirato sulla tapparella e proprio in quel momento lui... Lei ha visto la scena? Lei, mia moglie, l'ha vista. L'ha visto caduto sul prato e vabbè. Mi sono alzato anch'io e l'ho visto che era steso. Sull'esatta dinamica dei fatti gli inquirenti stanno ancora indagando, i carabinieri stanno ancora raccogliendo elementi utili, anche se sembra prendere corpo l'ipotesi di un malaugurato incidente in un momento di forte concitazione nel cuore della notte. Nel frattempo abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri ne aveva già avvisati lei di nuovo. Dopo 10 minuti sono arrivati, ha visto le valigie? Ha buttato fuori, non so, erano in 3. C'era 2 ragazzi giovani e la compagna. Ho capito. Il motivo, posso pensare che lei voleva andare via, certo. Quello non si può dire. Fatto sta che litigavano di brutto. Resta la sorpresa e l'amarezza per le persone che conoscevano l'uomo, che anche se riservato in quartiere si era fatto ben volere. Ma come persona, come rapporto con voi? Con noi era molto molto gentile, oltretutto ha tagliato l'erba la settimana scorsa, che ha tagliato lui l'erba che era il suo turno, dicevi di cose lui le faceva. Era una brava persona per me e dopo in casa sua non sono mai stato. Alla fine così non se l'aspettava. Assolutamente.
Grazie a Daniele Carbin per il racconto di questa tragica vicenda avvenuta a Trissino. Rimaniamo nel Vicentino, ma andiamo nella zona del Bassanese, a Marostica, per le indagini che i carabinieri stanno svolgendo per risalire agli autori dell'aggressione, della rapina che è stata effettuata ai danni di un'anziana e del figlio a Marsan, per la precisione, Marsan di Marostica. Il negozio rimarrà chiuso per un po' di tempo per problemi familiari. È il cartello affisso sia davanti alla porta di casa che al negozio gestito dalla 79enne brutalmente aggredita e rapinata sabato sera. Siamo in via Nonis a Marsan di Marostica quando alle 8:30 di sera 2 malviventi si presentano alla porta della donna che vive con il figlio di 48 anni. Suonano il campanello e una volta che la porta viene aperta per l'anziana e il figlio inizia l'inferno. Calci, pugni, la 79enne viene legata, colpita ancora e ancora. Vogliono soldi che il figlio consegna ai malviventi, non si sa ancora l'ammontare, che si danno alla fuga lasciando le 2 vittime ferite e sotto shock. Più grave la madre, ancora ricoverata al San Bortolo di Vicenza, mentre l'uomo è stato medicato a un braccio al San Bassiano e già dimesso. Ci chiede di essere lasciato in pace, ci dice che non vuole ricordare quei momenti terribili, troppa l'angoscia che prova e troppa la paura che ha provato per la mamma, aggiungendo che spera venga trasferita prima possibile all'ospedale di Bassano. Così come non parlano le persone che risiedono vicino alla panetteria di Marsan, ma lontano da telecamera e microfono ci dicono che hanno paura, sono molto preoccupati, così come lo è il sindaco di Marostica Matteo Mozzo. Una situazione drammatica, mi dispiace naturalmente per le vittime, anzi tutta la città è vicina e auguriamo pronta guarigione alla signora e anche al figlio. Sono fatti che non si vorrebbero mai sentire sul territorio. Io spero sempre nel grande lavoro delle forze dell'ordine che riescano a dare dei frutti concreti e che si riesca a prendere questi malviventi, perché chi mette le mani addosso all'anziano sono dei disgraziati. Marostica che torna teatro di gravi episodi di cronaca dopo quanto accaduto qualche settimana fa in pieno centro in un bar dove una donna è stata sfregiata dall'ex compagno e salvata solo grazie all'intervento di una cliente. Quest'ultimo episodio è avvenuto lungo una strada molto illuminata e trafficata, non in piena notte, che preoccupa ancor più. È una situazione molto particolare e sono sicuro che le forze dell'ordine lavoreranno. Noi siamo a disposizione per aiutarle in qualsiasi modo. I carabinieri stanno seguendo ogni pista per rintracciare chi sabato sera ha avuto il coraggio di accanirsi con una brutalità simile contro una persona anziana e fragile. Grazie a Vanessa Banzato per questo racconto, e adesso invece Daniele Carbin ci racconta di quello che è accaduto a Sovizzo durante una gara ciclistica. Un giovane atleta colto da malore si accascia poco prima di arrivare al traguardo. È tuttora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Bortolo di Vicenza il ciclista 25enne che è stato colto di malore durante una gara a Sovizzo, una classica tra le più rinomate del calendario dilettanti. Un arresto cardiaco poco prima del traguardo ha fermato Kevin Bonaldo, un bassanese residente a Loria Trevigiano che indossa la maglia giallo-verde della società ciclista Padovani. Un malore improvviso avvenuto al termine della 58esima edizione della Piccola Sanremo. Mentre si festeggiavano i vincitori, l'elisoccorso portava il giovane atleta in rianimazione dopo un provvidenziale massaggio cardiaco del medico di gara. Un fulmine a ciel sereno per gli organizzatori ancora ignari. Per noi è stata una doccia gelata, io come presidente e tutto il mio staff e tutto il mio direttivo del Sovizzo. Chiaramente è stato un qualcosa di terribile che non auguriamo a nessuno. Il giovane, che ha trascorso la notte sotto costante osservazione, è tuttora sottoposto a coma farmacologico in terapia intensiva. La prognosi di Kevin resta riservata. La sua squadra domani si ferma in solidarietà del giovane atleta che avrebbe dovuto gareggiare ad una competizione nel Parmense. Il mondo del ciclismo si è stretto attorno ai familiari, centinaia di messaggi di incoraggiamento nei social. Ieri sera la situazione non era delle migliori. Oggi qualche barlume di speranza si comincia a intravedere, per fortuna. Noi come UC Sovizzo ci siamo stretti intorno a Kevin, siamo tutti a fare il tifo per lui. Come ho già scritto su qualche messaggio, questa è la gara più importante che sta affrontando Kevin, e questa, io sono sicuro, e parlo a nome mio ma a nome di tutti,
sarà la vittoria più grande di Kevin. Adesso andiamo sulla Feltrina a Treviso, perché c'è stata una spaccata da Pizzalonga. I malviventi hanno sfondato la vetrina con un'auto lanciata a tutta velocità, hanno rubato la cassa e il titolare dice: siamo tutti sotto tiro, la delinquenza ormai è un problema sociale. Hanno usato un'auto come ariete puntando dritti alla vetrina, l'hanno sfondata mandandola in frantumi, poi sono entrati, hanno arraffato la cassa e sono scappati a folle velocità. Il colpo sabato sera, poco dopo le 23 al Pizzalonga sulla Feltrina. Il bottino ammonta all'incasso della serata, circa €1.000.000, oltre ai danni ingenti fortunatamente coperti da assicurazione. La pizzeria aveva appena chiuso, i ladri hanno colpito con grande spregiudicatezza. A quell'ora, soprattutto il sabato sera, il traffico è ancora sostenuto sulla Feltrina. Incuranti, i malviventi hanno lanciato a gran velocità la vettura, verosimilmente rubata, contro la vetrina. Il botto fortissimo ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno subito dato l'allarme chiamando i carabinieri. La zona è coperta dalle telecamere di videosorveglianza del comune ed i filmati sono al vaglio delle forze dell'ordine. Di episodio preoccupante parla il sindaco Mario Conte, che porta la propria solidarietà ai titolari. Il negozio sulla Feltrina fa parte della catena Pizzalonga e, a differenza di altri punti vendita che sono in franchising, è gestito direttamente dalla famiglia di Pino Giordano, il re della pizza del nord-est. La stessa pizzeria, non più tardi di 3 settimane fa, era stata presa di mira dai ladri che avevano forzato la porta d'ingresso. Quello che succede a noi da un po' di tempo a questa parte è perché siamo tanto in luce, no? Siamo in piazza, siamo un po' nel mercato, la gente ci individua in qualche maniera e quindi siamo un po' sotto tiro, ecco. Sicuramente le pizzerie del gruppo hanno molta visibilità, ma secondo Giordano non si tratta di un attacco alla sua catena d'attività. La rabbia nei confronti di chi ha e chi non ha, questo è il problema. Poi manca il lavoro e non hanno voglia di lavorare, non vogliono sacrificare e quindi è un problema proprio sociale. Non si può attribuire il fatto che siano da noi, perché vanno anche dagli altri. Non siamo solo noi sotto tiro, è il mondo che è sotto tiro. Eccoci tornati in studio per dare un'occhiata ancora ai quotidiani online. Vi mostro una notizia di cronaca che viene da Venezia, vicino a Piazzale Roma, per la precisione. C'è stata una lite tra fidanzati che diventa rissa, spunta una mazza da baseball, se ne sono date per una decina di minuti e appunto è spuntata anche questa mazza, che però pare non sia stata usata per picchiarsi. Adesso andiamo ancora nel Bassanese, perché c'è Chiara Gaiani che ci racconta di una serie di furti avvenuti a Cassola. Sentiamo. Sale la preoccupazione per i furti in tutti i comuni della Pedemontana. Con il collega Alessandro Costacurta ci troviamo a Cassola, dove sabato sera ne sono stati commessi alcuni in serie. In particolare sono state prese di mira 2 vie, via Paolo VI e via Alessi. In quest'ultima via il ladro sicuramente un malvivente, perché è stato immortalato da una telecamera, ha preso di mira l'abitazione dove c'era un anziano che in quel momento aveva le cuffiette, si stava ascoltando una serie e quindi lui ha potuto agire indisturbato, arraffando quanto c'era al piano superiore dell'abitazione, fermato solo dalla telecamera che ha lanciato un alert sul telefono della nipote. Immediatamente la famiglia si è precipitata a casa, ha potuto notare come si era introdotto questo malvivente nell'abitazione, arrivava dalla campagna esterna, poi ha lasciato anche delle impronte sulle pareti dell'abitazione, si è arrampicato dalla grondaia salendo al primo piano, come dicevamo. Aveva tentato anche di andare nelle case della famiglia dove sono stati trovati i segni di un'effrazione, quindi un ladro che ha agito senza nessuna preoccupazione per la persona che era in casa. Erano intorno alle 21 di sera e a quella stessa ora, proprio a pochi
A poche centinaia di metri di distanza un altro furto è stato messo a segno a casa di 2 anziani, e siamo qui in via Paolo VI, che un furto che è stato interrotto dall'arrivo di un parente. Quindi c'è grande preoccupazione, anche perché ci troviamo in autunno, quindi diciamo le ombre della sera calano più presto, e quindi sono proprio gli orari, sappiamo, dove storicamente questo tipo di fenomeni diventa più frequente e anche aumenta. Il sindaco Gianantonio Stangerlin sta aspettando che domenica prossima qui a Cassola ci siano le elezioni dei consigli di quartiere, per poi convocare un'assemblea per dare avvio al progetto del controllo di vicinato. Allora lo sentiamo nell'intervista che ci ha rilasciato. Sindaco, il fenomeno dei furti purtroppo diciamo nell'autunno, una delle stagioni in cui si compiono più di frequente, voi state pensando come Comune di Cassola a dare avvio al progetto del controllo di vicinato? Sì, è un progetto che vogliamo portare avanti. L'idea è attendere l'esito delle elezioni dei comitati di quartiere, dei consigli di quartiere, che andranno al voto proprio domenica questa, cioè domenica 28. Dopodiché faremo un'assemblea generale con tutti i quartieri per capire chi dà disponibilità per attivare questo servizio sul territorio, che è un servizio che non sarà ovviamente fine a se stesso, ma sarà coordinato con tutto quello che già si sta facendo con la polizia locale, ed è un lavoraccio notevole quello che è stato fatto finora, ma anche di coordinamento con le altre forze dell'ordine, quindi carabinieri e polizia di Stato. Ecco. 12:40, grazie a Chiara Gaiani e ad Alessandro Costacurta. Andiamo velocemente a Mestre, dove è stata attivata la centrale della protezione civile per questa allerta maltempo, e allora prontamente sono arrivati sul posto anche la nostra Ilaria Marchiori, che è in compagnia di Sandro Ponchio, e che ci raccontano come sta andando. Ovviamente, prima domanda, com'è il tempo, Ilaria? Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo all'interno della sede della Protezione Civile di Marghera, insieme a noi il direttore Tommaso Settin. Allora, mi chiedono giustamente dallo studio qual è al momento la situazione maltempo nella nostra regione. Al momento sono iniziate da qualche ora le precipitazioni più intense, che si sono manifestate un po' nella zona dell'Alto Veneziano e del Trevigiano. Questo conferma un po' la previsione anche per le prossime ore fino a domani, con precipitazioni di carattere temporalesco anche di forte intensità e persistenti, soprattutto in queste due zone nelle quali è stata diramata allerta arancione, ma un po' in tutto il Veneto, ad eccezione sostanzialmente delle parti montane, c'è una allerta gialla per quanto riguarda i temporali, per cui sono possibili un po' in tutta la regione fenomeni anche localmente intensi. Ecco, ha detto dobbiamo aspettarci anche nelle prossime ore, più o meno fino a domani sera, cioè prossime ore fino a quando? Sì, l'allerta è fino a domani sera. Sostanzialmente i modelli confermano fasi un po' ripetute e magari intervallate da qualche pausa e fenomeni un po' più intensi, quindi un po' altalenante nell'arco comunque di tutta la giornata di oggi e fino a domani pomeriggio. Sì. Tra l'altro anche poco fa il governatore Zaia ha rilasciato una dichiarazione rivolgendosi proprio alla popolazione, alla cittadinanza, eventualmente di limitare gli spostamenti. Chiaramente è importante che la cittadinanza si mantenga informata rispetto a quelle che è l'evoluzione dei fenomeni, anche raccordandosi rispetto a quelle che sono indicazioni date eventualmente dai comuni a livello locale, e chiaramente in presenza di fenomeni intensi prestare attenzione nel momento in cui devono spostarsi, ecco, e valutare bene la necessità. Ecco, avete sentito dunque qual è la situazione attuale, che cosa si prevede per le prossime ore. Naturalmente la protezione civile della regione continua a monitorare, come vedete anche alle mie spalle, quindi l'attenzione è massima e i suggerimenti sono quelli che appunto abbiamo appena sentito. Io ringrazio il direttore Settin, qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio che ci hanno ragguagliato insieme all'ospite di Ilaria sulla situazione maltempo e su quello che potrebbe avvenire nelle prossime ore soprattutto. Noi naturalmente ci saremo per raccontarvi l'evolversi della situazione. Facciamo un passo indietro adesso, andiamo a Mestre, quindi comunque anzi rimaniamo nei pressi di Mestre perché andiamo a Marghera, dove ieri si è svolta la manifestazione pro-Palestina, una delle tante manifestazioni che si sono svolte in Veneto e di cui vi rendiamo conto perché apriamo un po' una pagina dedicata a questo con le principali città del nostro nord-est che sono state protagoniste di queste iniziative. Partiamo, dicevo, proprio da Marghera, dove ieri c'era la stessa Ilaria Marchiori per noi e che ha un po' fatto il punto della situazione poi verso sera. Siamo qui oggi per impedire l'accesso delle merci, delle armi che da questo porto transitano e vanno verso Israele. Staremo qui ad oltranza in modo da bloccare il più possibile il flusso delle merci, non abbiamo nessuna intenzione di muoverci. E così circa 20.000 manifestanti hanno bloccato il porto di Marghera per oltre 5 ore al grido di Palestina libera. Il momento di massima tensione verso le 14, quando il corteo ha iniziato ad avanzare lentamente e la polizia ha azionato 4 getti d'acqua ad alta pressione con un muro di blindati e scudi che hanno iniziato ad avanzare. Ma l'acqua non è bastata a fermare i manifestanti, mentre volano bottiglie anche di vetro, tubi di patatine, qualche ombrello rotto contro agenti e i mezzi delle forze dell'ordine al grido di vergogna. A quel punto il corteo indietreggia, si ferma qualche metro più in là, mentre un gruppo di persone si siede per terra a bloccare un'ulteriore avanzata degli agenti che iniziano a portare via qualcuno di peso ma con scarsi risultati. I manifestanti non mollano, si siedono a terra. Noi abbiamo intenzione di fare esattamente quello che stiamo facendo e esattamente quello che abbiamo detto da quando abbiamo accolto l'appello dei portuali di Genova a bloccare i porti. Noi abbiamo detto che avremmo bloccato il porto di Venezia e così stiamo facendo dalle 10 di mattina. Ormai siamo entrati nella 5ª ora di blocco ed è quello che stiamo facendo. Con gli idranti non siamo andati via, adesso la gente si è seduta per terra, la voglia di fare questo blocco è proprio percepibile, dopo 5 ore la gente è ancora qua e si è seduta per terra. Mi sono arrivate foto, video di gente che autonomamente si è messa a bloccare delle strade qua intorno, dei camion, quindi adesso viviamo insieme, tutti insieme, ancora con migliaia di persone che sono qua, il proseguo di questa straordinaria giornata in mobilitazione. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una partecipazione simile, nessuno, è oltre ogni proprio previsione, ma nostra ma anche da parte della guida. Verso le 15:30, forse complice la pioggia battente, i manifestanti hanno iniziato a lasciare il porto, mentre tra via dell'elettricità e via delle macchine i tir erano fermi da ore in attesa di poter passare. La manifestazione, proclamata da Cobas e USB ma spalleggiata anche dai centri sociali al grido di blocchiamo tutto, blocchiamo il porto, era partita alle 10 da piazzale Giovannacci a Marghera. Palestina libera dal fiume fino al mare e non ci fermeremo finché non sarà così. Tra i presenti anche rappresentanti delle istituzioni. C'è una forte coscienza, oltre che una grande e diffusa sensibilità a Venezia, credo in tutta la regione, ma ormai in tutto il mondo, di fronte al massacro in corso a Gaza, che fa impallidire il genocidio di Srebrenica come tale definito a livello internazionale, e siamo qua tutti per fare qualcosa per sfuggire al senso di impotenza che ci prende di fronte all'inerzia delle grandi istituzioni internazionali. È un popolo che in tutte le piazze, in tutta Italia, in tutta Europa prende posizione anche contro l'indifferenza delle proprie istituzioni e la complicità delle istituzioni nei confronti di Israele, che sta massacrando il popolo palestinese, che sta uccidendo bambini, donne, anziani.
12:48 proseguiamo perché la manifestazione di Mestre è stata una delle più grandi del Veneto, con quasi 20.000 persone, e allora tante voci con ragazzi, donne, uomini di tutte le età, famiglie e anche qualche palestinese di origine. Appunto è nostro dovere in questo momento fermare con tutto quello che possiamo le armi che passano da qua, quindi il nostro territorio, e che vanno verso Israele, per dire stop al genocidio e appunto pretendere che almeno fare quello che possiamo nei nostri territori e quindi ecco, fermare questo massacro. Un appello che arriva da Genova, dai portuali di Genova, e che come centri sociali del nord-est, come ADL Cobas, abbiamo subito voluto accogliere e rilanciare, proprio perché anche da Venezia passa l'economia di morte. A migliaia tra le strade di Marghera e fino al porto, tra i tanti anche diverse famiglie con bambini, addirittura neonati. Una madre originaria della Macedonia racconta di come faccia fatica a comprare cibo e giochi per i suoi figli, pensando che poco distante ci sono altri figli che non possono permetterselo. Grazie. Non riesco a spiegare come batte il cuore. Quelli che ce l'abbiamo noi, quelli che anche loro possono avere le stesse cose. Grazie. Solo quello, mi dispiace, scusatemi. Per la Palestina, giustamente, per liberarsi la Palestina da questo genocidio. Lei da dove arriva? Io dalla Tunisia, ma vivo qui in Italia da 36 anni. Io faccio parte della Palestina, il mio sangue è palestina. E tutti gli arabi e musulmani fanno parte della Palestina. Grazie al popolo italiano che hanno partecipato molto, ma migliaia e migliaia, tutta l'Europa, guarda, tutto il mondo. E la Palestina è conosciuta ora, adesso, per questo gesto qui. Sono due fazioni, ma c'è soltanto Israele contro dei civili disarmati, sperando di dare un contributo reale e di lanciare un segno anche al governo. Noi siamo i sanitari per Gaza di Verona e siamo dei sanitari che vogliono sensibilizzare le persone a questa grave crisi umanitaria e sanitaria che c'è a Gaza. 1677 e di più sanitari sono stati uccisi, molti sono detenuti nelle prigioni torturati per evitare la cura delle persone adesso e anche in futuro, perché non ci saranno più medici sanitari disponibili per curare le nuove generazioni e per insegnare agli altri. In testa al corteo per tutto il giorno anche il fondatore della comunità palestinese. Nel 98 eravamo in pochi, però siamo sempre di più. Noi in tutto il Veneto quasi tutti sono cittadini italiani, persone di qualità, medici, ingegneri, architetti, alcuni magari non fanno il proprio lavoro, però tutti sono laureati. E la nostra presenza non solo nel Veneto ma anche nel mondo intero è stata sempre una presenza positiva e responsabile in tutto il mondo. Ecco perché questa grandissima solidarietà e questo sostegno enorme in giro per il mondo sarebbe giusto come minimo dovere rispettare la volontà degli altri popoli, rispettare, aiutare il popolo palestinese ad avere la sua libertà. E su queste manifestazioni è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che era a Pordenone, dove ha presieduto il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. La causa dei conflitti bellici che sono in giro per il mondo, quello russo-ucraino, israelo-palestinese soprattutto, è talmente nobile che non va sprecata e sporcata dalle azioni di pochi, ma in numero importante, facinorosi, persone che in qualche modo cercano di cogliere la sensibilità generale su questo tema come opportunità per proporci le solite azioni di violenza pura e semplice. Quello che è successo a Milano è sotto gli occhi di tutti, una deliberata, violenta azione di attacco nei confronti delle forze di polizia. Ci sono dei fermati, noi andremo avanti, consentiremo a tutti la libertà di manifestazione del pensiero, qualsiasi questo sia, però quello che è il discrimine, insomma, che noi segnaliamo a tutti è quello del ricorso alla violenza. Credo che oltre ad essere un problema per noi, quella della pratica della violenza per le forze di polizia, sia qualcosa che svilisce le azioni che vengono messe in campo, queste manifestazioni che vengono fatte, che riguardano comunque, al di là di come la si veda, dei temi molto importanti, molto seri. Altra manifestazione con grande afflusso di persone, quella di Padova. Nel pomeriggio infatti un corteo si è sviluppato lungo la città, una manifestazione pacifica, non ci sono stati momenti di tensione.
Dopo il blocco di Porto Marghera, anche Padova si mobilita nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. Più di 10.000 persone si sono ritrovate in piazza Garibaldi ieri sera per dar vita a un corteo che, passando per via Tommaseo, è arrivato a piazzale Stanga, concludendosi poi al Portello. Molti gli interventi durante il corteo, come quello di Ruwaida, cittadina di Gaza, che ha accompagnato qui a Padova un bimbo rimasto orfano e ricoverato in città. Rais America, stop killed the children. Dopo la manifestazione di lunedì mattina in Prato della Valle, che ha visto radunarsi più di 300 tra mamme, bambini e studenti, un altro momento di mobilitazione per la pace ha invaso le vie di Padova, coinvolgendo associazioni e tante famiglie. Siamo qui per manifestare contro un genocidio e basta, direi che non serve a dire altro, e contro l'invio delle armi a Israele e in generale l'economia del genocidio. Forse dovevamo farlo prima, cosa dice? Per protestare contro questa politica, diciamo, che appoggia la guerra e soprattutto perché ci sia la pace, insomma, un po' banale, però è così. Dopo il blocco di Porto Marghera, i manifestanti hanno voluto bloccare anche il piazzale della Stanga, luogo simbolico e nodo logistico di Padova, un blocco pacifico culminato con i fuochi d'artificio. E cortei anche in Friuli Venezia Giulia, molto partecipata alla manifestazione di Trieste, con circa 5.000 presenze secondo i promotori. Ecco il momento di maggiore tensione nella manifestazione per la Palestina promossa dai sindacati di base, alla quale hanno partecipato migliaia di persone. Poco prima era partito il primo corteo pacifico guidato dall'USB verso le rive, ma alcuni antagonisti spingevano invece per entrare in porto e hanno scelto di rimanere al presidio del Varco 4. Dopo qualche minuto è partito anche il secondo troncone del corteo, in coda al quale si è registrata una carica della polizia e alcuni manifestanti sono stati colpiti dai manganelli. Secondo quanto riferito dalla questura, il secondo corteo, composto da circa 200 persone, è partito lanciando sassi verso gli agenti, i quali hanno risposto anche con il lancio di alcuni lacrimogeni. Anche a detta della questura è stato quello l'unico incidente nell'ambito di una manifestazione per il resto pacifica e centrata sui temi per i quali era stata organizzata. Mentre l'intervento delle spese militari cresce ogni giorno, l'Europa ha varato un piano vergognoso di 800 miliardi. Tra i testimonial anche la cantautrice Elisa, che ha scandito slogan per la Palestina libera e ha invitato tutti i partecipanti a evitare violenze. Non bisogna passare dalla parte del torto, dobbiamo rimanere dalla parte della pace, manifestiamo in maniera pacifica e civile. Migliaia tra studenti, pensionati, lavoratori, attivisti e intere famiglie a sfilare per le vie del centro, mettendo in atto a più riprese blocchi stradali. 1500 è il numero fornito dalla questura, ma gli organizzatori hanno contato più di 3.000 partecipanti. Manifestazione anche a Vicenza, con centinaia di persone in piazza dei Signori. Dal trasporto pubblico alle ferrovie, ai porti, alle scuole, settori che oggi hanno incrociato le braccia in tutta Italia con modalità diverse, e come in altre città la mobilitazione degli studenti ha toccato il centro vicentino, con circa 1 migliaio di persone tra ragazzi, insegnanti, cittadini e associazioni che con un corteo partito dalla Cittadella degli Studi hanno manifestato in Piazza dei Signori al grido di Palestina libera per ricordare le migliaia di vittime della guerra a Gaza. È giusto non restare in silenzio di fronte al genocidio che sta avvenendo a Gaza ed è importante dare una testimonianza
so che non potrà cambiare molto, ma comunque farsi sentire importante. Noi siamo insegnanti e dobbiamo dare esempio e non è giusto lasciare i ragazzi da soli, ma è giusto dare conforto anche a quello che fanno se è una cosa giusta. C'è questo slogan, Palestina libera. Pensavo a oggi, al fatto che c'è da parte dell'Unione inglese, no? Della Gran Bretagna, dell'Australia, il riconoscimento dello Stato, forse prima di Palestina libera è Palestina riconosciuta, forse sarebbe questo il primo slogan, e poi una volta riconosciuta, libera. Ultimo appuntamento, quello che andiamo a ripercorrere, è quello di Bassano, con 1 migliaio di persone che erano però soprattutto giovani in questo caso. Un fiume di giovani, ma anche insegnanti e genitori, cittadini e cittadine si sono dati appuntamento in via Tommaso d'Aquino, in centro studi a Bassano, per la manifestazione pro-Palestina nella giornata di mobilitazione generale indetta a livello nazionale. Un serpentone di 1 migliaio di persone che ha sfilato lungo Viale De Gasperi, passando per via Verci per raggiungere Piazza Libertà. Momenti toccanti con la lettura dei nomi dei bimbi vittime del genocidio in atto a Gaza. Io sono una mamma. Scusate. مريم عبد الوهاب محمد أبو عيشة سيعني عماد معاذ عماد الشريف سيعني أنس عزام محمد أبو عليان سيعني. Giovani che hanno voluto essere in prima linea perché il silenzio, dicono, non è più accettabile. Lo sappiamo benissimo per cosa stiamo facendo e c'è bisogno di farlo, perché più gente verranno ad urlare in piazza, verranno a dire stop al genocidio, verranno a dire stop al massacro. L'importante è scendere in piazza e urlare Free Palestina! Palestina libera! Free Palestine! Non è il momento di fare silenzio, non è il momento di stare in silenzio. Siamo stati e state in silenzio fino ad adesso. Da oggi, ogni minuto di silenzio che ci verrà proposto, noi dovremo rifiutarlo e cominciare a parlare di Palestina, perché il silenzio è quanto di più deleterio in questo momento. Un vasto movimento dal basso è sorto ormai per non cedere alla rassegnazione, per riprendere la parola e con la parola lo sguardo lucido e critico su ciò che sta accadendo. Ed ora alle 13:01 è il momento di una breve pausa. (13:05), martedì 23 settembre, ripartiamo dalla politica. Dopo la dunata leghista a Pontida emergono comunque ancora delle tensioni all'interno del partito e abbiamo un po' una pagina che cerca un po' di capire meglio quello che sta accadendo con questo post Pontida e con il possibile candidato governatore appunto della Lega, che dovrebbe essere Alberto Stefani. Io porto avanti i principi della Lega, ognuno nella Lega porta la propria esperienza, il proprio saper fare, ed è per questo che i partiti diventano grandi. Per un partito come il nostro, per un movimento popolare come il nostro, che nasce dopo le ideologie e orgogliosamente post-ideologico, Decima Mas non c'entra assolutamente nulla. Non ci sono stati tanti boati ieri, per nessuno. Insomma, chi era là l'ha visto. Non sono stati grandi boati. Lui ha preso i suoi applausi, però anche per lui non c'è stata l'ovazione. Nemmeno il pratone di Pontida infarcito di bandiere col leone di San Marco e nemmeno l'Alberto Stefani sul palco con una candidatura in tasca riescono ad amalgamare le anime del Carroccio veneto. Dall'estrema destra francese alle leggi di Charlie Kirk, fino alla Decima Mas da studiare a scuola. Da Salvini a Vannacci certi temi non vanno giù alla parte moderata del Carroccio.
non solo quel bulldog marcato che di motivi di risentimento ne ha più di uno. Su temi sovranazionali, mondiali, ognuno può maturare le proprie convinzioni. Io su certi temi ovviamente non mi riconosco, non sono certamente un esponente di estrema destra. Noi siamo antifascisti e anticomunisti e se abbiamo una prospettiva di esistenza e di utilità nei prossimi anni è solo rimanendo legati al territorio. Ma Vannacci è, piaccia o meno, il vice Salvini e anche oggi, stringendo mani entusiaste a Venezia nel giorno in cui presenta la proposta di un patentino linguistico per gli stranieri che vogliono aprire attività commerciali in città, ribadisce il concetto che Apontida ha sintetizzato con quel fermare il meticciato in Italia. Noi subiamo un'invasione giornaliera di gente che viene qua non perché sta scappando da guerra o da discriminazioni, ma perché viene qua per approfittare di uno stato sociale che noi ci siamo guadagnati con il sangue e il sudore dei nostri nonni, dei nostri padri. Marcato conviene sulla necessità di un'immigrazione regolata, ma il messaggio successivo non è secondario. Non possiamo far finta di non vedere che l'economia, per esempio del Veneto, e sfido chiunque di chi ci sta ascoltando a dimostrarmi il contrario, se noi dovessimo togliere gli immigrati è un'economia che crolla. Insomma, sembra esserci poco da spartire fra le anime in sofferenza del Carroccio, tranne forse un punto non poco cruciale, la guida di Palazzo Balbi. Abbiamo un candidato giovane, capace, che ha già dato dimostrazione della sua professionalità e quindi, per quanto formalmente non sia stato ancora designato, noi abbiamo grande fiducia che tra pochi giorni sarà lui a rappresentare tutto il centrodestra. Non ci sarà nessuna lista Vannacci allora alle regionali? Lei mi chiede di svelare le strategie prima che vengano applicate, non lo so. Lista Vannacci è ancora nel limbo come una candidatura di Marcato, ormai agli sgoccioli di una pazienza esaurita. Io avrei le caratteristiche per fare il candidato alla presidenza. Vedere invece che c'è qualcuno dentro la Lega che ha dubbi sulla mia candidatura anche a consigliere regionale è abbastanza umiliante. Eventualmente l'ipotesi di candidarsi in maniera indipendente o con un altro partito? Beh, se la Lega non dovesse candidarmi lo faccio in 24 ore. La candidatura indipendente? Ah beh, certo. Ancora le regionali, ancora il centrodestra e con Luca Zaia che ha detto se il candidato non sarà della Lega sarà un problema. E allora queste parole di Zaia commentate dal coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, De Carlo. Bisognerebbe capire un problema per chi? Per i veneti? Beh, non direi proprio. Sovrapporre il destino di un candidato di un partito con quello dei veneti mi sembrerebbe abbastanza singolare e non credo che fosse quello che il governatore volesse dire. Il destino della coalizione? Un problema per la coalizione? Beh, direi di no. Insomma, le coalizioni di centrodestra esiste da prima di Fratelli d'Italia, ma da prima anche della Lega e quindi non credo sia un problema per la coalizione. È un problema per la Lega? Beh, forse un problema di consensi, ma questo certo è poco importante per i veneti e quindi credo che non sia una cosa che preoccupa particolarmente né Fratelli d'Italia e nemmeno i veneti. Torniamo a sentire il generale Vannacci perché dopo aver partecipato al raduno della Lega a Pontida ha fatto tappa a Venezia per un incontro sul futuro dei commercianti del centro storico, una giornata tra l'altro iniziata con una polemica perché l'Ateneo Veneto gli ha negato l'accesso in sala per motivi istituzionali. Mattinata movimentata per il generale Roberto Vannacci che dopo una breve passeggiata in piazza San Marco si è recato davanti al portone chiuso dell'Ateneo Veneto per poi spostarsi all'Hotel Amadeus dove ha partecipato ad un convegno sul commercio nel centro storico e sulla proposta di un patentino linguistico per i commercianti. La presidente dell'istituzione culturale veneziana Antonella Magaraggia ha motivato il diniego della sala spiegando che l'Ateneo concede i propri spazi solo in assenza di esponenti politici nazionali, una regola che in questa occasione ha portato all'esclusione di Vannacci. Hanno provato a tapparci la bocca. Hanno usato la tecnica o delle porte chiuse, non gli si dà la possibilità di parlare, oppure ancora più subdola, si toglie a quella persona la dignità di interlocutore. Quindi lo si comincia a epitetare come fascista, nazista, omofobo, xenofobo. Per lui e l'assessore al commercio di Venezia, Sebastiano Costalonga, non si è trattato di una provocazione, ma di una riaffermazione dei propri principi. È un tema sentito in città e quindi portare un onorevole da Bruxelles per noi era fondamentale che ci fosse qualcuno direttamente ad ascoltare questa richiesta che arriva dalla base, che arriva dal mondo
economico. L'assessore definisce il patentino civico un'opportunità, non una barriera, uno strumento per qualificare e integrare i commercianti, contribuendo a una Venezia più ordinata, sicura e rispettata. L'assessore vuole che diventi il segno distintivo del suo mandato. Si comincerà dagli edicolanti per poi espandersi. Dopo l'antipacottiglia, che è la prima norma a livello nazionale per quanto riguarda il decoro, passiamo con questo step aggiuntivo che è la conoscenza della lingua italiana e dei regolamenti. Vannacci ha trovato anche l'occasione per parlare di Alberto Stefani, candidato alla Regione Veneto nella recente Pontida, posizione che lui ha accolto favorevolmente. Evviva, abbiamo un candidato giovane, capace, che ha già dato dimostrazione della sua professionalità e quindi, per quanto formalmente non sia stato ancora designato, noi abbiamo grande fiducia che tra pochi giorni sarà lui a rappresentare tutto il centrodestra. Il generale ha inoltre commentato la recente affermazione del presidente del Veneto Luca Zaia: se Vannacci diventa leghista può essere un valore aggiunto. Guardi, io stimo Zaia e credo che all'interno della Lega ognuno porti un valore aggiunto e lo ringrazio per avermi definito un valore. E adesso andiamo subito nuovamente fuori dallo studio, infatti ci colleghiamo con Casier, con Christian Arboit, che è in compagnia di Edoardo Paris, per parlarci in un certo senso di maltempo, di un'ordinanza un po' particolare che arriva proprio dal sindaco di Casier. A te Christian, buongiorno. Buongiorno di nuovo Federico, ore di allerta arancione in buona parte del Veneto, sono ore di allerta anche per Casier, qui con me il sindaco Renzo Cararetto, che da pochi giorni di fatto ha adottato un'ordinanza che abbiamo definito anti-allagamenti. Voi con questa ordinanza, sindaco, vi rivolgete soprattutto ai proprietari di fossi. Qua a Casier ce ne sono tantissimi. Sì, difatti, buongiorno a tutti, difatti sono arrivato anche all'ordinanza proprio perché noi abbiamo una parte pubblica naturalmente che cerchiamo di riuscire a intervenire abbastanza velocemente per capire le criticità di quando c'è queste cosiddette bombe d'acqua, ma abbiamo una parte molto diffusa di tutte le parti private, di tutti i fossati, di tutte le confluenze sui vari canali, di privati che abbiamo una forte difficoltà a monitorarli e una forte difficoltà a farli pulire. Dunque io per un periodo ho cercato di coinvolgerli, adesso mi sono stancato e ho fatto l'ordinanza. Eccola qua, Edoardo la riprende questa ordinanza che inaugura, possiamo dire, una fase tolleranza zero per chi sgarra o non tiene puliti i fossi. Beh, sicuramente per chi non la rispetta sarà tolleranza zero, perché ho dato proprio un tempo di 30 giorni, perché siamo in autunno, siamo vicini all'inverno e io non vorrei passare l'inverno sotto acqua. Ecco, anche perché tra l'altro negli ultimi episodi che hanno visto Casier andare sott'acqua in alcune sue parti, proprio i fossi privati hanno avuto un ruolo determinante. Sì, noi abbiamo visto che c'è una parte di diflusso buono e una parte dove si va a confluire attraverso proprio degli appezzamenti privati che lì non scarica, perché magari ci sono le tubazioni ormai chiuse, perché ci sono delle piante interne al fossato. Adesso basta, mi sono stancato, punto. Bisogna che tutti mettiamoci a disposizione proprio per evitare quello che succede. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Multe di circa fino a 500 euro leggo in questa ordinanza. Sì, dopo sarà la polizia municipale che va a decidere in base al danno che potrebbe provocare e poi lì cerchiamo di trovare le soluzioni per adottare la miglior soluzione in base alla volontà del privato. Se il privato continua a insistere che non è di sua competenza, lì credo che sia guai forti. E senta sindaco, intanto lei ha attivato il COC, il centro operativo comunale, già ieri sera. Nelle prossime ore prevede delle criticità? Io l'ho attivato perché giustamente abbiamo visto che siamo nella zona arancione, che si va da adesso fino a domani pomeriggio, pertanto ho monitorato la protezione civile, cerchiamo un po' di rimanere allerta. Ecco, faccio l'avviso
che tutti i privati cerchino di condomini e quant'altro di capire se la pompa di immersione di sollevamento possa essere insomma funzionante, chi ha paratie e quant'altro le possa mettere, se vediamo che insomma si complica, come è successo pochi giorni fa, insomma questa precipitarsi di quest'acqua che sappiamo che ormai dura in poco tempo e la quantità è tanta. Questo vale a maggior ragione per chi vive e risiede lungo il Sile, che resta sorvegliato speciale in queste ore un po' per tutti. E non solo, anche nelle parti dove c'è abbastanza residenza, dove che magari i deflussi all'epoca sono stati un po' ristretti rispetto a quella capienza che dovrebbe avere oggi, e dunque monitorare meglio tutte quelle parti anche che deve assorbire molta più acqua rispetto alla campagna che magari assorbe un po' di più. Quindi, insomma, il suo appello è anche quello di controllare proprio questi dispositivi di pompaggio. Grazie davvero al sindaco di Casera Renzo Cararetto. Federico, tutto per il momento. Con Edoardo Paris torno nuovamente a ridarti la linea. Grazie Cristian, buon lavoro, grazie del vostro collegamento. Adesso andiamo a Padova perché resta alta l'attenzione in tutta la zona della stazione ferroviaria dopo l'aggressione a una barista da parte di un gruppo di baby bulle. Sentiamo le voci dei pendolari e di chi in stazione ci lavora. Sì, sono di colore, mezzo colore ci sono, sì. Sì, sono arroganti, ti sputano dietro, salgono in autobus, ti fanno ciao, pezzo di perché non mi fai... Sì, non hanno educazione. Ci racconta cosa accade quasi quotidianamente questo autista di pullman che per la sua sicurezza preferisce non farsi riprendere. Quella che lui definisce maleducazione è degenerata nel caso delle 4 giovanissime baby bulle che hanno aggredito la donna cinese, titolare di un bar pizzeria, che aveva impedito a una di loro, minorenne, di giocare alle slot. I controlli ci sono, le forze dell'ordine sono presenti, ma la situazione resta di alta tensione. Sono le 18, le 17:30 eccetera, è un disastro. Hanno fatto bene di confermare la zona rossa. Quindi lei è un fautore della zona rossa, si vede la differenza? Molto. La zona rossa è molto importante perché noi abbiamo bisogno di tranquillità. Di quando comincia a fare scuro e non c'è più nessuno che magari è in zona, in giro, qua in stazione sicuramente. Adesso la mattina è ancora vivibile? Sì, la mattina sì, c'è un sacco di gente, quindi sì. Diciamo che quando comincia a diventare scuro è meglio uscire con qualcuno in gruppo. Se è notte, se è buio sì, io sì. Però di giorno no, perché sto attenta a dove passo, no, non ho paura. Lei la zona la frequenta per motivi di studio? Per scuola sì, ma anche per altre cose. C'è anche chi puntualizza che la situazione di Padova è simile a quella di altre città. Io una paura non ce l'ho, sinceramente. Vedo che dissento più che altro, però io non ho paura, io mi muovo, basta. Dipende delle persone. Qua c'è un sacco di molti brave persone, un sacco di molte cattive persone. Quando si vede qualcuno cattivo, non posso dire che questa zona è molto cattiva. 13:20, ancora Focus TG con voi, torniamo tra pochissimo. C'è un fenomeno a Treviso che preoccupa ed è quello delle bici elettriche, diciamo così, truccate, modificate, che corrono come motorini, e allora l'amministrazione annuncia un giro di vite. Ufficialmente sono biciclette a pedalata assistita, in realtà corrono come motorini sfrecciando a gran velocità su piste ciclabili e marciapiedi. Il comune di Treviso annuncia il giro di vite nei confronti di tutti quei mezzi, e-bike e monopattini, che non rispettano le regole. La legge prevede una velocità massima di 25 km all'ora, ma spesso queste bici, gomme larghe e telai pesanti, sono modificate togliendo i fermi che bloccano la velocità e possono così raggiungere anche i 50 km all'ora senza pedalare.
cellulare. È un fenomeno che apparentemente si sta allargando, si sta intensificando e questo ci preoccupa molto. Ecco perché abbiamo intenzione di intensificare i controlli di questo tipo. Usate senza casco né assicurazione, a velocità di motorini tra ciclisti, pedoni o nel traffico, queste bici rappresentano un pericolo per chi è in sella e soprattutto per gli altri. Aumentano decisamente il rischio di collisioni, proprio perché poi dobbiamo considerare che queste biciclette nascono per andare alla velocità che abbiamo detto, ma evidentemente con le modifiche tecniche che poi subiscono, anche tutti gli elementi che servono, ad esempio quali l'impianto di frenata e quindi la frenata, possono evidentemente essere compromessi proprio dalla maggior velocità che la bicicletta non è in grado di gestire. Il Comune ha avviato un'interlocuzione con la motorizzazione civile di Treviso. Al fine di poter immaginare una collaborazione che porti al risultato auspicato, ossia di poter mandare presso le loro strutture e mettere sotto verifica questi veicoli che potremo trovare per strada. Cambiamo argomento, adesso parliamo della Dunata Nazionale degli Alpini della Monte Grappa, che ha portato a Tezze sul Brenta centinaia di penne nere. Sono stati 4 giorni di festa autentica e genuina per gli alpini che hanno celebrato i 90 anni della sezione di Tezze sul Brenta, dove si è svolta la Dunata sezionale della Monte Grappa. Una grande partecipazione da parte della popolazione, il cielo ci ha graziato e quindi noi siamo felicissimi, orgogliosi di avere ospitato questa manifestazione che sono sicuro lascerà il segno nel nostro territorio. Le celebrazioni, le cerimonie come quella che stiamo celebrando qui a Tezze sul Brenta in occasione del 90° di fondazione del gruppo Alpini di Tezze e la Dunata sezionale della sezione Monte Grappa sono finalizzate alla memoria, a ripercorrere con la mente e con il cuore all'indietro quello che questa sezione e questo gruppo oggi che stiamo celebrando hanno fatto, quanto hanno costruito, non tanto materialmente ma soprattutto con il cuore e con l'animo. Questo è l'aspetto principale del celebrare queste ricorrenze. La mostra storica in Sala Tessarollo, i momenti conviviali, la consegna delle borse di studio Utifabris sono stati alcuni degli eventi più partecipati dell'intero programma delle celebrazioni. Bellissima sezionale, il paese ha risposto veramente bene. Adesso qua ci siamo con molti alpini e concludiamo con un bel tempo e è bello. Ed ora andiamo nella Basilica di Sant'Antonio, dove dopo aver camminato per oltre 2 milioni di passi sono tornati un gruppo di pellegrini accolti dalla comunità dei frati nella solenne celebrazione presieduta da padre Roberto Brandinelli. Sono rientrati dopo aver camminato lungo le strade di Francia e d'Italia i pellegrini di En route con Sant'Antonio, partiti il 29 giugno dal santuario di Brive-la-Gaillarde, dove frate Antonio predicò nel 1224. Sui passi del santo, camminatore instancabile, i pellegrini partiti dalla basilica con la reliquia ex ossibus hanno ripercorso le sue orme incontrando la gente di Antonio che loro ha affidato 3.300 preghiere deposte sull'altare durante la solenne celebrazione presieduta da padre Roberto Brandinelli. Dopo un cammino lungo 60 tappe e 1306 chilometri, un numero anche simbolico perché se lo spezziamo, lo dividiamo a metà fa 1306, 13 giugno. Dopo questo cammino lungo siete finalmente arrivati a Padova. Ai 72 camminatori della staffetta ufficiale si sono aggiunti man mano altri 200 pellegrini. La capacità di Sant'Antonio di parlare ai cuori resta sorprendente. Che bello ascoltare l'esperienza di incontri con persone raggiunte nell'ordinarietà della loro vita, sorprese dal vostro passaggio e da quello di Sant'Antonio. Toccante è stato anche vedere tante persone venire alle celebrazioni serali e ricevere la benedizione con la reliquia del santo.
Un cammino di fede con sorella Provvidenza accanto a precedere addirittura le necessità, racconta Alberto Friso al termine della celebrazione, che è stata trasmessa in diretta su Rete Veneta, emittente del gruppo Media Nord-Est. Un grazie che ha poi portato i camminatori con la comunità dei frati a depositare in processione le preghiere raccolte durante il cammino sulla tomba del santo. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Focus di questa sera alle 21:15. Gli ospiti saranno Riccardo Barbisan, Anna Maria Bigon, Silvia Cestaro, Paolo Galeano, Alessio Morsin, Leonardo Padrin, Guido Rizzo ed Enzo Siviero. Quindi appuntamento con Focus, ma prima naturalmente tutte le altre trasmissioni di Rete Veneta da adesso fino a questa sera. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.